Buongiorno a tutti, sono il professor Biagio Castaldi e mi occupo di emodinamica pediatrica e delle cardiopatie congenite presso l'azienda ospedale Università di Padova. L'emodinamica è una branca specialistica della cardiologia e in cardiologia pediatrica si occupa della rifinitura diagnostica e di un approccio terapeutico per le cardiopatie congenite. Trattiamo bambini anche prematuri da 700 grammi di peso fino a pazienti con cardiopatia congenita in età adulta. Quindi il cateterismo cardiaco può avere degli scopi diagnostici, cioè possiamo completare una diagnosi quando la diagnostica non invasiva come l'ecocardiografia, la TAC o la risonanza non sono sufficienti ad arrivare a una conclusione diagnostica, ma nella stragrande maggioranza dei casi si occupa del trattamento percutaneo, quindi a cielo chiuso, ovvero senza procedere alla chirurgia, di molte cardiopatie congenite semplici e in alcuni casi complesse. Nei pazienti sottoposti già a intervento cardiochirurgico, mediante cateterismo cardiaco, possiamo trattare per via percutanea eventuali vizi residui o recidive di malattia quando appunto siano passati molti anni dall'intervento chirurgico e la funzione delle protesi impiantate dai chirurghi siano disfunzionanti. L'azienda Ospedale Università di Padova è tra gli ospedali più grandi sul territorio italiano e la sua particolarità è che al suo interno ha praticamente tutte le specialità mediche e chirurgiche disponibili in medicina. Questo offre un unicum per i pazienti perché possono essere seguiti a 360 gradi per ogni aspetto e in ogni momento della propria vita, partendo dalla gestione della prenatale, quindi della cardiologia fetale e dell'ostetricia, passando per l'età neonatale con la terapia intensiva neonatale e poi in età adulta a tutte le facilities appunto medico-chirurgiche come appunto la medicina interna, le chirurgie generali, passando anche per la ginecologia e quindi per la gestione delle madri con cardiopatia congenita. Inoltre, grazie alla disponibilità di un centro trapianti di eccellenza, possiamo anche gestire le cardiopatie congenite per le quali non ci sia più nessuna opzione medica o chirurgica che necessitino di un trapianto di organo. Nel nostro centro abbiamo quindi la disponibilità non solo di diverse specialità, ma all'interno della cardiologia pediatrica di numerose skill, di numerose facilities iperspecialistiche. Infatti siamo un centro di riferimento per la gestione dello scompenso cardiaco e siamo all'avanguardia per la gestione dello scompenso cardiaco terminale anche con l'utilizzo di dispositivi non farmacologici che vengono applicati con tecnica o chirurgica o mediante cateterismo cardiaco. Per quanto riguarda invece il trattamento emodinamico delle cardiopatie congenite, siamo un centro di riferimento per il trattamento dei difetti settali, quindi difetti interatriali, difetti interventricolari, ed inoltre siamo tra i maggiori centri in Italia come volume di lavoro per l'impianto di valvole polmonari per via percutanea. Valvole polmonari che spesso sono disfunzionanti in alcune patologie congenite, come ad esempio la tetralogia di Fallot. La medicina moderna offre numerose tecnologie e i device che si rendono disponibili, che si sono resi disponibili negli ultimi anni e che si renderanno disponibili nei prossimi anni, stanno radicalmente cambiando l'approccio alle cardiopatie congenite. Per questo motivo il nostro lavoro sta cambiando radicalmente perché fino a pochi anni fa il chirurgo o l'emodinamista in questo caso aveva a disposizione pochi strumenti con i quali doveva adattarsi a correggere un determinato tipo di difetto. Con le tecnologie disponibili adesso in tutto il mondo a cui noi possiamo attingere,
possiamo quindi adattare al meglio e scegliere al meglio il dispositivo che meglio si adatta all'anatomia del nostro paziente. Questo quindi implica che l'operatore debba non solo avere delle buone capacità manuali, ma soprattutto deve avere una capacità culturale, una capacità anche di lavorare in equipe e di pianificare al meglio le procedure, in modo da rendere le procedure quanto più semplici, più basso rischio e più efficaci possibili. Da qualche anno la nostra azienda si è anche dotata di una sala operatoria ibrida, con la quale noi possiamo approcciare insieme ai cardiochirurghi o ad altri specialisti chirurghi o interventisti su cardiopatie congenite o acquisite particolarmente difficili da trattare con le metodiche classiche. Abbiamo avuto esempi recenti in cui cardiologo e cardiochirurgo hanno lavorato insieme per, ad esempio, ridurre il rischio operatorio di sostituzione di una valvola polmonare, ma abbiamo anche recentemente eseguito degli interventi insieme ai radiologi interventisti per coniugare su un paziente con un'anomalia della vena cava le tecniche della radiologia interventistica con quelle della cardiologia pediatrica, permettendo degli ottimi risultati operatori con il minimo rischio operatorio per il paziente. Infine, le nuove tecniche di cardiologia perinatale hanno consentito di eseguire delle procedure insieme a cardiochirurghi e a ginecologi, in cui è stato pianificato il parto di una gravida con un feto con cardiopatia congenita all'interno della sala operatoria ibrida, e subito dopo il parto quindi è stato possibile trattare il paziente neonato con cardiopatia congenita mediante un approccio ibrido in pazienti appunto con patologie per le quali senza un intervento immediato entro pochi minuti dalla nascita l'esito sarebbe stato senz'altro fatale. Quindi il futuro della cardiologia pediatrica, come della medicina in generale, è un lavoro di equipe, è un lavoro in cui i medici si trasformano in un'orchestra dove tutti lavorano all'unisono per creare un lavoro di eccellenza con la maggiore pulizia possibile e con la minore invasività possibile verso il paziente.